prodotti dell'ambiente. Nel 2024 Bulls in Rima ha ospitato la seconda edizione del concorso, dal titolo Forti con le rime per la pace. Il concorso era articolato in 2 sezioni, una in lingua sarda e l'altra in lingua italiana, e ha raccolto complessivamente 47 componimenti poetici giunti fin dal continente italiano. Poeti e poetesse hanno affrontato il tema della pace e della giustizia, dando voce non solo al dolore che si leva dai tanti scenari di guerra, ma anche a parole di speranza e a possibili percorsi di riconciliazione. Dai componimenti è emersa la convinzione che la pace e la giustizia richiedono l'impegno di tutti, a partire da chi detiene il potere decisionale, ma anche una profonda responsabilità individuale. Dopo aver scelto di dare al concorso una cadenza biennale e aver festeggiato lo scorso anno la 10ª edizione di Bulls in Rima, nel 2026 l'attenzione del concorso si è concentrata su città e paesi, intesi come nodi culturali e luoghi in cui si intrecciano memoria, identità e relazioni e contraddizioni. Forti con le rime per i paesi e le città è il titolo di questa terza edizione, ispirata al Goal 11 dell'Agenda 2030, di cui parleremo dopo quando introdurremo la parte del concorso. E per questa terza edizione sono pervenuti 40 componimenti poetici da tutto il mondo, perché ha partecipato infatti un poeta e un artista di caratura internazionale dall'Argentina. Poi vi dirò qualcosa su questo signore che ci ha onorato della sua partecipazione. Questo ha dato al concorso, non solo al concorso, ma anche a Bulls in Rima e a Bulsi, una visibilità internazionale. Questa sera ascolteremo non solo i componimenti premiati nella terza edizione del concorso, ma anche alcune poesie dei poeti bulsesi e alcune poesie del repertorio di Clara, novità che ho voluto apportare proprio per tagliare, diciamo, la monotonia delle scorse edizioni. Questa edizione rappresenta il frutto di un percorso che anno dopo anno continua a crescere, e i versi che ascolteremo testimoniano come la poesia sappia ancora essere uno spazio di incontro tra culture, territori e generazioni, uno strumento di riflessione sul nostro tempo e un ponte capace di unire memoria, identità e futuro. Ma adesso iniziamo veramente. Iniziamo con una delle primissime novità di quest'anno, che è l'apertura della serata, che solitamente gli altri anni c'era Nata. Vieni qua. Quest'anno non ci siamo preparati. Qua, c'è il microfono. Quest'anno non ci siamo preparati, quindi mi aiuterà a presentare una sorta di passaggio di testimone, possiamo dire, no? Quindi presentiamo Alessio, che accompagnerà Martino in un canto in re, in alcuni, 2. Vediamo cosa dice di Alessio.
Ormai sei famosa, no? Sì. Ma ti piace suonare? Sì. Allora, Alessio non è la prima volta che viene a Bulzi, avevi già suonato a Bulzi, vero? Sì. Adesso, per ringraziarlo, ti abbiamo preparato una maglia. Guarda che è dentro, no? La maglia di Bulzi in rima. Te la metti dopo la maglia di Bulzi in rima? Sì. Vieni, no? Questa è per te. Una terra non mi pagare, così non lo chiedo, non voglio uscire con la mattina. No, ma badattelo. Questa è la maglia nuova, perché un'altra novità di quest'anno è questo loghetto che praticamente è il nuovo simbolo di Bulzi in Rima, ce l'abbiamo dato, poi vi dico due cose che cosa rappresenta. Quindi questa è per te, poi c'è l'attestato, perché allora con la sua chitarra, accompagnando in un canto in re, doveva essere Gian Daniele, lo salutiamo perché Gian Daniele ha la febbre, e quindi con l'augurio che puoi continuare sempre. Prendi quella busta che la diamo al papà, vai, corri. E qua ci sono alcune cose per te. Grazie mille, grazie. Mi sembrava un inizio, diciamo, doveroso, perché siamo il paese del canto sardo, ne abbiamo avuto 3, Cavizza, Cuveddu e Causo. Quindi, e poi non c'è poesia senza canto, non c'è canto senza poesia, quindi le cose vanno di pari passo. Il loghetto, vi dicevo, è praticamente una sorta di riproduzione di una statua proto-nuragica che è stata rinvenuta nelle campagne di Bulzi, e praticamente era un vetile. La riproduzione è quella lì, quella diciamo in cartapesta, un vetile che finiva con un elmo cornuto. Pare dagli studi che sia una scultura precedente ai Giganti di Monteprama, cioè sono state quelle sculture che poi hanno dato il via alla statuaria più complessa, che sono le statue di Monteprama. Ce ne sono 3 in tutta la Sardegna, una a Bulzi, che è custodita all'originale al museo di Perfuras, una a Ossi e una a Vidalba. Proseguiamo con gli ospiti della nostra serata, col contratto di Senega. Buonasera a tutti, grazie per questo invito che siete fatto in questa bella ida. La tradizione di cantare chitarra è sinonimo di Francisco Cuveddu de Bulzi, di Francisco Cuveddu de Senega, che si lasciava troppo ghizzo e che ha portato su voi, insomma, la tradizione di suo canto a chitarra in Sardegna, con suo canto stvarra in questa terra. Noi veniamo da Senega, che questa tradizione, insomma, del suo canto a tenore, in Senega si è nato a contratto, noi stavo spiegando poi il scontratto, il scontratto, sa base, sa propria, e si può intendere poco-mente ad decidere di chi ha organizzato il programma, al suo scanto di questa tradizione nostra. Cominciamo con un sonetto di Raimundo Viras sull'Uraga. Questa Uraga rappresenta questa cosa più antica che identifica da l'isola nostra, e quindi questo sistema fortificato, tondo, questa reghina, questa tradizione nostra, questa limba e il suo modo di cantare in tondo. Poi la televisione si obbligava a cantare aperto, sposava via in cara, va al primo spiano se c'è. Io preferisco la via di ogni cantore in cara, quando si io cantando e comprendo
si un cantore sofferente che causa più adeguato questa tonalità e questa espressione su canto in base a su chi uno può usare. Pedra dura, superbas e constantes, y vos enteras a muda vos callades, hoy tenéis a mí no lunades, que puros son vostros habitantes, tu nomines con bones erede de ante un misterio encerrades, pro nobis curiosos ignorantes. Chi es qui vos ha posto sovrapare, quando commente povite bosana. Fatu bodum babbe. Opera umana, se testimonia seculare, ma sa genesi ostra est ma sa genesi ostra è cosa arcana, badimbiri 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 su cantasse cosa tese parla badimbiri 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 bassa sono bella donna Bravissimi, grazie mille. Continuiamo con la serata, sempre un piccolo pezzo di Bulls in Rima. Voglio fare un doveroso riconoscimento
per un poeta che è stato poeta della canzoneria di Antonio Cubeddu, uno dei più grandi poeti di Bulsi, ma oserei dire dell'Anglona, che ha fatto 90 anni lo scorso 28 di dicembre, quindi si avvia verso i 91. Oggi non c'è per ovvi motivi di orari eccetera, io ho scritto due cose, 90 anni di genio e visione e infinita poesia. Angelo Ricciu può essere definito senza alcun dubbio un artista totale, una biblioteca di parole, una galleria di colori, un'antologia di emozioni. Caro zio Angelo, che la tua penna non smetta mai di danzare sul foglio e il tuo pennello continui a trovare i colori dove noi vediamo solo ombre. Grazie per averci insegnato a guardare il mondo con i tuoi occhi di eterno fanciullo e saggio maestro. La tua arte è un patrimonio che arricchisce il tempo e dà lustro al nostro paese. Con profonda stima e ammirazione questo riconoscimento è per i tuoi 90 anni. Buona vita maestro. E di zio Angelo, che adesso ce la leggerà Clara, io avevo scelto una poesia che è stata scritta da lui negli anni 70, anzi nel 1970 esattamente, è stata pubblicata sulla Nuova Sardegna nella rubrica Il caffè di Frumentario curata da Aldo Cesaraccio. L'ho scelta perché secondo me è molto attuale e oltretutto si collega al tema del concorso Forti con le rime per i paesi e le città. La poesia è in italiano, e lui scriveva italiano, sardo indifferentemente, però il titolo è Rinascita. E quale termine più abusato se non rinascita per i nostri paesi? Anche se allora forse la rinascita si intendeva altro, però adesso la sentiamo. Mi dispiace deve cominciare in italiano. Prova? Mi dispiace che in italiano, mi dispiace da cominciare pure in rima massimo proprio su stranzo che chi sono, che infine canto pago l'impreusi su narraus italiano, canto più su grafezzo su salto, però gai che era su padrone, gai che L'altro giorno parlai con un lombardo che mi rimproverò d'essere profano, ed era vero, tu va un capo al sardo. Pure se tutto è scritto in italiano. Rinascita, mi disse. Come mai non sai cos'è rinascita? Non sai? Sono, risposi, un portatore di legna, un bifolco che ormai non ha più buoi, insomma, un ignorante. Come vuoi che io sappia certe cose qua in Sardegna? E non è mica ver che il contadino che ha le scarpe grosse ha più il cervello fino. Ma, replicò, rinascita è parola biascicata dalle vostre genti. Non una volta solamente sola, ma molte. Essa è già in tutti gli argomenti, la porta ogni moderno dizionario, nonché sempre al caffè di Frumentario. La parola rinascita vuol dire dopo tanto dormir come di morte risvegliare, rifare, rifiorire, mutare in bene, diventare più forte. Basta, dissi, ho già capito, adesso ricordo che così parlavano spesso dei signori venuti in città, ecco, ricordo. In piazza Partigiana parlavano di rinascita isolana, di rinnovare la nostra società, ma sono ormai tant'anni e capirai, col tempo si dimentica, lo sai. Finita. Questa è di Andrea Brianda, invece è Vida Desolata. Deve essere che vide malumore se dica la scritta Andrea. Che oggetto prezioso
se descritta, ma se solo una ida desolata, dessa mezz'urzente, sboidata de un male malo se s'affitta, invidia e crudele malidade, vi regna anche serpente velenoso, su paularzu non tene reposo calunniende senza piedade, sa vaga buona gente che restata chi cerca da delidare una conorto, pro non la ider gai sventurata. Cantate dessa ida si sconforto, su silenzio da voi dessa risata, lo si sfido, ma rano sapodorto. Amigos e poetas, raccontate de gusta ida vostra, veridade. Un amico corale che è di 9 ogni anno, viene da Roma apposta, Antonio Maria Masia, ha pubblicato dai Vago, ha tornato a stampare dai Vago un libro che ha fatto, che si intitola da Cadossene. Cadossene proviene origine su lumine antico, chi so grecoso, da Iana de Saldigna, chi che narrere pantoffola degli dei. Forse si prima ancora dei Cnusa, la Iana volto Cadossene. E beh, Antonio Masia si ha alleato un gusto e narra questo dei scrivere tutta la storia della Sardegna, da quando Deus va posto su foi mende s'isula, fino a poi dessa guerra, andiamo in ottava rima, o canno, a che di tornare a stampare questo libro con questa traduzione in italiano e pure su QR code, voi se ormai siete tutti te su QR code, che potete esercitare come tenere questo telefonetto e potete intendere questo poemetto, un ramoso, da Isaoche mia. A tie Sardegna ben nella ghia d'oro San bene garughi curre di vena fontana antica de gozoso e pena che il zofferire che raro tesoro questa rima da sparaula serenas chi nascende misuru intro e goro si storia tua di sizzo e cantare in tempus bonue de malu passare. Tu che poeta mannu e minore e Galo a su viusumile vulano has donatus armonico fiore con gentilezza e beneita mano, assistimi, non mi denza lontano da esavio il verso so de buono valore, dammi di supplico, sa che musa amata terra, chiamata Icnusa. Promerito e su Deus onnipotente, se tu è frunida e ricca natura, che mai ad ogni umana creatura e pare se quasi un continente. Perla collocata in marina pura con sublima suave permanente, issu da paschido con sole e vento e daghi da comprida, fu contento. Nara anche pro di vaghere alleato dattero scontinente scalchigosa, cadigheria decchida che rosa, poi un celeste beh, da siciliano in sulla cristallina e spumosa e de sa vida salido da dadu sandalia vosti impronta e granito procussu vedi vino e benedetto ma prima che si fine questa gloria sì come passa da sonura che anzi da soi feniccioso
Ma prima che si fine questa gloria dessa nuragica ora valorosa, desta gale non resta cachi cosa lassada testimonza si storia, seste est in sottigentus pro memoria nol bene di una vela fortunosa, feniccia arrivi da ribaro zente, savia, pacifica e intelligente. Abile il mastro, suncus o naviglio, sopur in commercio, confronto uana, non time il maestrale ne periglio, starro, scara le siebittia nos dana, che era assentu, che era puntiglioso e noisi no amus per una matana, promeriti in soro al ingegno nou e sese in sapogeicu tempus tu. Son romano so, Candora maisi isula romana probiur debatto seculos intreo in giro il bonos intranso e feos parte de sa provincia italiana. Adoramus nois puru val soldeos, prime le ares a vide cristiana. E regulato ogni soro manera, a sos contrarios a cosa galera. Quando Roma domina su mondo, già sei maletrattata, gente mia, non tiene libertà, ma in fundus es apprezzata e buona colonia. Cadrigo e lino dasa mesu mondo e martirese in nome de Maria. Gavino, Effi, Sprotto, Saturnino, de Santa Morte, faghen su camino. Bizantinos, passan totus al gloria de su mundo e finini montones de viure. Cae il destino brodo ognuno a ruere, chi è a primo e chi è a secondo. Costare genosivo de fuere, sa vide stun eterno girudundo. E con sa roda che sempre girende, bisoso e rughe andende torrende. Gai vini sa romana grandeza, loade odioso e de corruzione, sa capitale manna ad invasione de barbarico sprivol de Vinesa, che in su secolo quinto sa ricchezza battinis occidente a conclusione, accodando soscanes orientalese a decide pronoisi, benese e malese. Clase il bascio. Adesso invito la coordinatrice del sistema bibliotecario dell'Anglone della Bassa Valle del Coghinas, che gestisce le 8 biblioteche del sistema, a presentare il concorso, quindi poi iniziamo con le prime premiazioni. Carmelana. Buonasera a tutti e a tutte. Allora, ringrazio innanzitutto il Comune di Bulzi, la Prorocco e Bulzi in Rima per averci accolto per la terza edizione di Forti con le Rime. Allora, solitamente i sistemi bibliotecari e le biblioteche non bandiscono concorsi poetici. Noi lo facciamo perché tra le nostre mission, diciamo, abbiamo
anche una missione particolare, che è quella di divulgare, come già ha detto Andrea, la conoscenza dei goal dell'Agenda 2030. In questo senso anche gli altri anni, le altre edizioni hanno puntato l'obiettivo su due temi molto particolari, che erano appunto l'ambiente e la pace, e quest'anno invece abbiamo puntato l'obiettivo sui paesi e le città. È una tematica molto ampia, sicuramente molto interessante per la Sardegna, interessata da tantissimo tempo dai problemi di spopolamento, no? Quindi è un problema, è un tema molto complesso, perché c'è la nostalgia, c'è la fuga, la necessità di partire, ma anche il desiderio di ritornare, e poi il grande problema di costruire il futuro di questi paesi, no? È una tematica proprio che ci stava molto a cuore. Questa tematica, diciamo, si ricollega al goal 11 dell'Agenda 2030, che è proprio il goal che ha adottato la biblioteca di Bulzi, quindi diciamo che è un tema in cui Bulzi gioca in casa. Su questa tematica troverete, lì ci sono le colleghe di altre biblioteche, delle altre biblioteche del sistema, e troverete lì una piccola bibliografia che è stata, diciamo, creata da Andrea e che riguarda proprio lo sviluppo di questo goal, che recita rendere le città e gli insediamenti umani più sostenibili e più inclusivi. Sicuramente un obiettivo molto presuntuoso, diciamo così. Ecco, quindi ci interessava moltissimo proprio puntare l'attenzione su questo. Quindi, per chi fosse interessato, lì c'è una piccola raccolta, ma ricordiamo che nella biblioteca di Bulzi c'è una bibliografia molto più ampia su questo argomento, per cui chi fosse interessato ad approfondire queste tematiche può farlo tranquillamente. Tra questi libri c'è una piccola raccolta di poesie di un poeta italiano contemporaneo che si chiama Franco Arminio. Perché lo abbiamo citato oggi? Avete sicuramente trovato sulle vostre sedie una poesia, quella è una sua poesia che abbiamo voluto mettere perché si sposa molto bene col tema di quest'anno. Chi è Franco Arminio? Franco Arminio è un poeta, ma non solo, che ha creato una nuova scienza che ha chiamato paesologia, ed è una sorta di scienza non esatta che si muove tra l'etnologia, la poesia e la geografia, ed è lo sguardo con cui lui ha guardato la sua Irpinia. Il paesologo arriva nelle città, nei paesi, soprattutto nei paesi che soffrono lo spopolamento, che sono alla ricerca di un'identità, e ascolta le storie fondamentalmente, guarda gli spazi pubblici, si ferma su un muro scrostato, su una panchina vuota, va a vedere i cimiteri, insomma cerca di dare centralità a questi paesi che sembrano averla persa in qualche modo. Il suo sguardo ci è piaciuto tantissimo, tant'è vero che questo concorso diventa la radice poi di tutta una serie di attività che faremo nelle nostre biblioteche e che cercheranno di coinvolgere gli abitanti perché guardino il paese con questo sguardo, uno sguardo che pone di nuovo l'attenzione sul paese, su come è adesso, non tanto su quello che il paese era, per cercare appunto di costruire e di vedere un futuro nel paese successivamente. Quindi questo è un po' il tema che hanno ovviamente centrato tutti i partecipanti al nostro concorso, che ringraziamo di cuore perché sono stati tanti, alcuni hanno partecipato già altre volte, altri invece sono nuovi, e noi li ringraziamo sempre per l'attenzione che danno a questo concorso, che è giovane, ma è un concorso che ha tanta voglia di andare avanti, insomma, e questa voglia sicuramente ce la trasferite, ce la date voi con la vostra partecipazione, perché ci sentiamo onorati proprio del fatto che siano arrivate così tante poesie di qualità. Proprio per questo ringrazio innanzitutto la giuria che fa un lavoro straordinario, quindi Maurizio, Fabio, quest'anno Andrea che è il presidente della giuria, quest'anno si è anche aggiunto Stanislao, e dopo magari lo ripresenterà anche meglio Andrea. Li ringrazio moltissimo perché fanno un lavoro veramente straordinario, sono persone molto appassionate
molto competenti e molto attente proprio nel lavoro che fanno. Quindi questa cosa mi sento di ringraziarvi di cuore qui pubblicamente. Ma adesso... Sì, no, dicevo, è stato difficile, nel senso... 40 poesie, tutte, penso di non dire una fesseria, quasi tutte, insomma tutte più o meno sullo stesso livello, veramente quest'anno è stato un livello molto alto. È stato difficile scegliere 3 in italiano, 3 in lingua sarda, qualche menzione. Quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Nel libretto che poi i premiati avranno c'è l'elenco delle persone che hanno partecipato con solo i titoli delle loro poesie. Maurizio e Fabio sono dei veterani perché sono ormai 3 anni che fanno parte della nostra giuria e sono, diciamo, gli esperti. Loro sono quelli che si occupano appunto di stare più attenti, no? nella scelta, nella selezione, così. Io sono solo un appassionato, niente di che, faccio solo pasticcio qualcosa e poi organizzo questa serata che nasce quasi per gioco e poi insomma siamo già 11 anni che la facciamo. E ogni anno, in base al tema, Carmelana lo stesso faceva parte della giuria da 3 anni, un componente solo cambia tutti gli anni, che lo scegliamo in base al tema che proponiamo. Nel 2023 erano un'associazione di Alghero che si occupa di ambiente ed ecosistemi, nel 2024 era Emergency per il tema sulla pace e quest'anno abbiamo scelto un architetto ingegnere che ha uno studio insomma abbastanza avviato a Valle d'Oria, che si occupa appunto di città, urbanistica e quant'altro, quindi una persona proprio del mestiere, un po' per vedere, di capire come i poeti avevano un po' interpretato il tema e dato le soluzioni e le cose. Adesso, prima di iniziare con i premiati, ci ascoltiamo di nuovo. Sì? Puoi parlare lì. Allora, scusate, mi sono dimenticata una cosa importante che mi è venuta in mente adesso. Avete trovato sulla sedia, oltre alla poesia, avete trovato una casetta gialla di cartoncino. Allora, quello è il nostro modo di invitarvi a partecipare, a darci del contributo su questo tema. Potete scrivere su quel cartoncino durante questa serata vostre considerazioni oppure parole che sentite, versi che vi piacciono, eccetera, e che possono dare in qualche modo un contributo su questa tematica. Questi cartoncini poi verranno raccolti, potete consegnarli poi alle nostre colleghe e serviranno poi in futuro alla biblioteca di Bulzi per elaborare tutta una serie di scelte, di attività, eccetera, che prenderanno spunto, oltre che dalle poesie ovviamente vincitrici e non solo, ma anche, ripeto, per portare avanti delle attività che andranno avanti appunto poi durante tutta l'estate, tutto l'inverno appunto su questa tematica, perché vogliamo riportare proprio l'attenzione su questo tema attraverso tutta una serie di attività che lanceremo nei paesi. Quindi vi ringraziamo, grazie. In realtà, prima delle premiazioni, prima del contratto di Seneghe, vogliamo fare, credo sia doveroso, perché è una serata di poesia e quindi Francesco Guccini era un poeta e quindi abbiamo ricevuto delle richieste per un tributo, un piccolo omaggio da parte di alcuni poeti che sono qua presenti e che ringrazio, per un piccolo tributo a Francesco Guccini questa sera qua a Bulzi in Rima. Saluti a tutti. Non fue l'estro su fora del programma per questa despedita di
sto grande poeta, scrittore, intellettuale che fu di Francisco Guccini. Canto porta se ho cantato sta canzone con un'amica, autogrill sempre in riga, o su beccio e su pipio, Deus è morto, non prosbio, che in Auschwitz fu passato, Seschimo si diavogao e fu io a locomotiva. Sighi questa narrativa che mi ha posto mala spezia, e a posti de Venezia, con Stefania che fu morta, sena de veruni scorta, arrivata sta Bologna. In Emilia, poi Scarogna, non due fudi sulla sperdia, ma s'asperano e perdia, con pipia portoghesa. Chi pensava a sa bellezza de città di Vitichedda, e che quando se ne sedda, a Gudasia a Punnao. Cantu prenda s'allassau, o poeta cantatori, fus de visus a lui doli, nosu ti dorrao grazias. A Chitteluccu, in su Monte Parnaso, vicino al Murto, e già sta arrivando. Un attimo, poeta le apaso, ustis de una vita poetanne, col litilo che su mastro e in caso, lasciate chi nos cantet eternanne, va in bonora, e gracias de cantu, nos has lasciato voie che sti spanto. Adesso riascoltiamo il contratto di Seneca. Coro stupendo questo, le voci metalliche. Procurate e moderate. C'è quel basso. Procurate e moderare, baronessa tirannia, che se no provvida mia, torrate sappe in terra, declarate già sa guerra, contra de sa prepotenzia, e comincia sa vassenzia e in suo popolo a mancare. Procurate moderare, ballo e sa tirannia, che se no provveda mia, torra de sape in terra. Mirate che sta accendendo contra Deo su fuoco, mirate chi non è gioco, chissà cosa andate veras, mirate chissà seras, menetta una temporale, sente così zada male, e ascoltate saoghe mia. Procurate moderare, ballo e sa tirannia, che se no provveda mia, torra de sape in terra. Su popolo in profondo letargo vi sepultato, finalmente
Sabezza che sti in cadena, che sta soffrendo essa pena de se indolenzia antica, feo legge inimica a buona filosofia. Procurate moderare valore sa tirannea, che se no profeta mia torra desape in terra. Propagami zaldelinas e tale ottavro niente, y esclavas eternamente tantas poblaciones, en millares de personas serventa oro diranno, ovvero genere umano, ovvera sarda zenia. Procurate moderare valore sa tirannea, che se no profeta mia torra desape in terra. Declarate già sa guerra contra desape potenzia, e comienza sa pazienza e suo popolo a mancare. Barone sa tirannea, procurate moderare. Bravi! Adesso iniziamo con le menzioni della giuria per la sezione lingua sarda. Due non sono presenti. La poesia premiata... Mi sentite? Sì. La poesia premiata è Friscada Gennas di Giuseppe Angelo Puliga. Leggo io. La motivazione è per l'essenzialità e delicatezza del sentimento cantato, cantano il dramma dell'amore e dell'abbandono. La poesia non la leggiamo, c'è nel libricino. Invece Andrea Columbano mi ha chiamato proprio ieri, che ha avuto un imprevisto degli impegni a cui non poteva rinunciare, quindi non può essere qua, però ci ha mandato l'audio con la poesia recitata da lui, quindi se vuoi leggere il testo... Questo lo leggiamo in cabinetto. Sì. Famosi. La poesia è paese nativo. La poesia è paese nativo, la motivazione. La voce poetanti domanda paldono alla terra natia di Gaddura, paella abbandonata. E con pregaduria manna domanda una ricuita al denti e lo mattessi tempo pasida. Paesi natio, terra mia paldona, sittaggio abbandonato, si da malivatato innanzi non vidia, in te poco credia, la me vidia la buona. Luento mi domanda, Michelta, come e quando? Eravami tutando, e schesso il tuo frutto,
Rumasu e Pediasciuttu Paltisi, all'alta banda. Calandavura signotturrà, un di rumari è tutta un'altra cosa, un di lucili innanto si riposa, gudendi di bidesi dall'altura, ti porto un cuore, terra di Cadura, senda apprezzata, gema d'ammirà. È finita. Come sarà la porta? Ulteriore menzione, Domos Bias di Savina Veronica Doi. Le case vive di Savina Veronica Doi omaggiano le donne di un tempo passato, il tramestio della vita, la bellezza della luna. Complimenti. Vuoi leggere la poesia? Sì, sì. Metto gli altri occhiali, scusate. Domos Bias. Custa domos promeda vividas, sunis como, buidas cuginas, kenza verminas, faende vaginas, non baffedu, parentorbidas. Insistaulu assentadas a domo, sonaia cun sospedes passende, prena de vizineddo giogende, non fia niedda e sola che como, che niales de zonos pienas e aposentos biancos che linu, magasinos tenianta subinu in friscura, a prenare salvenas, Oe, Arega, e Peppina, e Soboa, e Caica, Giovanna e Maria, a Mantadu, Andevrore Saia, Prosusantu, a Pipio Zincoa. Sagastanza, Lugente a Montone, in Funnagu, pronta a medire, fiadumile cusubivire, cun su casu attaccado in sundrone, ca su meda brodando via cussu, bastaia pane, casu e fortuna, e progussu, preghende a saluna, pediam pane, non domos de lussu. Luna, luna, e tammi una picciuda, luna, luna, a piccio e mesa, luna, luna, luna bellezza. Grazie a tutti, grazie all'organizzazione, alla giuria, grazie per questo premio, sono veramente onorata di essere qua perché so che Bulzi è un paese di grandi poeti e quindi veramente per me è un grande onore. Grazie di cuore, grazie. Grazie mille. Altera volta con salute. Vi dico due cose sulla menzione che abbiamo dato. Se io conosco su Cianacco. Sulla menzione per il poeta argentino. La menzione è Genius Loci, la poesia è La bellezza è dove vivi, lui si chiama Ángel Ricardo Dente, quindi forse di origini sarde. Il poeta esplora i paesi dell'anima fra paesaggi e creature, insegnandoci che lo spirito del luogo sta sempre nella bellezza del vivere il momento ovunque ci si trovi. Io ve la voglio anche leggere in realtà, perché è corta e diciamo che è bella. La bellezza è dove vivi. Il profumo dei fiori danza nel vento e colora il pomeriggio. È ciò che senti quando il tuo cuore batte, ogni volta che il fiume canta e i prati restano in ascolto. Se la bellezza risiede nella mente, la troverai nelle cose e nelle creature. Nuvole di poesia fluttuano nell'aria e i tuoi sentimenti vagano tra le colline. Puoi sorprenderti ogni giorno, proprio lì, dove ti trovi adesso. L'acqua scorrerà sempre silenziosa tra le rocce, al ritmo del tuo canto le stelle danzeranno.
E lui, oltre che ad essere una persona, ce l'ho qua, evidentemente è colta, ha 72 anni, è docente universitario all'Università di Buenos Aires in arti, belle arti, ha 236 sculture installate in spazi pubblici e tra queste 53 dedicate alla pace internazionale e 35 a temi come umanità, eccetera, eccetera. Alcune sono state inserite in contesti dove è stato premiato come patrimonio dell'umanità, qualcosa del genere. Invece ha partecipato a 94 festival e concorsi letterari e di poesia, risultando praticamente premiato 52 volte. Lui ci ha mandato alcuni messaggi dopo che le abbiamo comunicato la menzione e dice così: ho ricevuto il messaggio e la notizia della menzione Genius Loci conferita alla mia poesia. Mi ha commosso molto leggere l'interpretazione del contenuto in cui emerge la sensibilità dei membri della giuria. Ho visto diversi video su YouTube che mostrano le attività culturali svolte a Bulzi negli anni scorsi. Alcuni sono musicali, con canti e danze, a cui partecipano gli abitanti, altri con riprese video per le vie della città dai droni. Città, vabbè. La città e la sua gente sono bellissime. Nella mail successiva vi invio un omaggio. E nella mail successiva appunto ripete di aver visto le attività culturali del paese e dice: desidero collaborare con voi per quanto mi sia possibile. Oltre alla mia attività letteraria sono docente universitario di belle arti e mi dedico anche alla scultura. Per questo motivo, per contribuire al vostro lavoro e per la comunità, vi invio i progetti della serie completa delle mie 10 sculture. Ci ha mandato la mail con questi 10 progetti che poi io manderò ovviamente all'amministrazione. Chissà che un giorno non possono essere utili per abbellire gli spazi pubblici della vostra città. L'altra mail, gli ho mandato il certificato per email e l'opuscoletto, dice di averlo letto con attenzione, mi ha fatto molto piacere ricevere il messaggio, come sempre siete molto gentili. Ho letto l'opuscolo e ho apprezzato la qualità letteraria e la sensibilità di tutti i testi. Voi e i vostri collaboratori avete fatto un ottimo lavoro, mi congratulo per il meritato successo che avete ottenuto. Cercherò notizie su internet in merito all'evento di sabato 8 e ricordatevi di mandarmi gli inviti per i prossimi eventi perché desidero continuare a collaborare ai vostri progetti. Quindi non lo so, lo ringraziamo. E adesso su contratto esame. Se io sono impazza di Sagresia di Santa Rughi e di Seconfaria, non si è andato a parremare, sì che io sono tapadrista proprio dedicata con un canto di Sagretà Santa. Morte non mi lasci svia, morte non tardes più su morte, non mi lasci vive sempre. Morte no, tarde
casende morto Gesù non poté viver Maria casende mondo del mondo non viver uno viso che tenia sa vida le adoro sa vida di sette spada del dolore Sciogoro m'han trapassato sette spada del dolore Sciogoro Guarda che ti abbasso sul microfono che sei basso. Corra. Assai drese. Peppino Mereu, Ninna Nanna. A Ninnende Marias infantino, con saughe velada de pianto, appintesi stanotte il suo cammino, accò su capinteso in questo canto. Ninnende a tie, Deo penso a suo die, chi sogna iunu vizu de sugoro, già destimo che fizu, però mi dà fastidio, che non sei sfrutto e soggetto adoro. Mezzuno è serenato, mezzuno è serenato, che una ninna da custista. A se troppo minore, non
no ischi su dolore, che prova custu goro esafiaman, cuni subes fatale, canto mi pagues male, canto mi dona sol lumine la man. Si ridente mi brama, si ridente mi brama, chiamami sfortunata si mi chiama. Naschidu sesi lutto, su latte di assutto, vizzo e spotentissimo veleno. Si vaga il mannu in l'arasa di denvidere amarasa, istillaschi d'urbansanimo sereno. Li zume ude oro, li zume ude oro, lo sento ma dall'atto contraccoro. Sinoffi ha naschidu, dai gussu ingratto nidu, liberamente le a isuolu, ma due in cadenasa, in ispinasa e penasa, eternamente mighe resindolo. Accese saviama, caghere gai su dovere mama. Caglia di non piangasa, su goro non mi frangasa, liberamente fa esaninnia, casubiantu dou, mammenta dai no, sadriste compianta sortenia, mezzo nottin di schidese, progonosche spenas chi non videse. Sienze rassa die, deider morta mie, pallida e sorridenta pe importa, a babbu do un'ara, mamma mia gara, babbus amore do e schila morta. Candò mannina iada, mamma tinarre custo, mina iada. Fri. Predu mura, prena sa notte grallore. Notte, Sant'Antoni meu mi bizza, focos nurachicos, de kinniperu e kercoso, deli che se de sarmento si scuru e spantan de rujo. Massaggios e pastorese, bardaneris in custora caente de sardu iannario di stiu, gozos de framas ti pesan, gozos de framas ti pesan. Frore sa scara saluta sutta sa notte isteddada, senza crarore de luna. Prena sa notte crarore, de focos muscanter d'erbas de boques campanileras. Sant'Antoni meu notturno, tueischi iste Spiritus Sanctum, tueischi sas marranias de custo predos canto, tueischi sas marranias de custo predos canto de su borom bimbo, attivi santo e su focu, offerto e sacrificau, o Sant'Antonio e su porcu, attivi sardigna fido, a granu e a ispica, sussidiu chi biva sabba, sussichizzone sa morte, e scramente murguria, luguria, unu cavattu e focu. E daia istenterio, sempre predumura.
che su carro è pesante e duro è su cammino. Boe, tira costante, ti muove montadino, non fetta superbante, chi deo ti spino, suoi che tu meu, tira, vai chi deo, vai saprendami, non vides che sir de saia, niente, non ti vides che tenza ti e via, monta di gado chides, registra che tu meda, ben a pede preda. Aio, cacchissimo, de cusor uno muasa, caccheruimoso, in su bangu che rosa, ma la pene frastimos. Vide esas cosas tuas, si che varas in gue mori murdeo e tue. Bah, corre, papelletto, non ti lesa presse. Tira, poi che due non andes a esse. Lei ha la pinta giusta, mi? La conosces custa? Custano es pagurasso, che no amos proenda. Secondo la merenda mi torras cu su passo. Itte camino scasso. Pone coro s'apprenda, mantene sanca soda, non ti siga saroda, che ne se ribello, a volta strabuchende, andende come bello, e tanto impressa andende, su pesante fardello, dessas penas ti rende, sospira montadino, e sigue su cammino. No momento su lumine secche de tesinaraia da secche de Nughetu Santo Nicola. Fuori cusec che è l'ultima scurrizzata. Oe ti do ezzo, gaddo meo, solo in su padro in scappo, in ue dai sende putredu solo due inde vis padrono, e ue che pento curria sa a saltio scontento di riavesare il reu, come di miro in donoro vicado, che un ezzo serio e pensoso, e mi intendo gresche furioso quasi un dolore in savetorra, sun tottusosamento sanne torra, compagno caro e su tempo spassato. Bene, che ti carigno, che accanto vi tu focus da carena tua, che canto un pare le ami spanno, non se solo uno ezzo è a dolman, non so mancheo più suedando. Beni accanto, beni, un pare di tanta vita passata benita, aisetta, saperrita mi leo e posta nuova come dorra su padrone d'ou, sorti mai scurrizzata, non sfaghimus, talento sapriglia come via, chi è vode trattenne tanta vua, su ento in faccia mindetta sa giua, o e non va bisogno dei spronese, su sosferrato zoppulo stitone, scazzende vogu, in savedra di dia. Te cosa e passi da correra o esa tua, a destra tanca mullassato e a destra e a manca canta gente chi sente da passare mi alla idese pesfina a comare cuda chi sempre nieva groppera pa festa isa costera io andavo su il locudoro il savlanarza a dai a usa fa che su bruscio che hai non vadacchetto tanta valentia saga
Si mai a teralbias de comente sicurre li mostramusu. Aio, andamusu, e scarre segare, nos faimus parte esas parillas, mi, fioccoso, e nastroso, e ischigliasa, cosas chi nos ponian fogo e briu. Aio, che in tanto allegro scampaniu, che tanto nos torramus a mostrare. Corre che a noi no che andava. Tu sei storalevio che puma, tutto bianco, coperte spuma, e chi di prima davanti mi bevrò. Anda, salti a curra, io. Questa è l'ultima nostra scorrezzata. L'ultima, in onore a suo capitanesio che sono bene da vita mia, in onore a un grande poeta di Assemini, Feminas. Questo accidente di cosa mi dica che fa la messa sull'occhione, compreso. Feminas che mi stimaisi, benedita siaisi. Tessidoras di arrezzas di amori, feminas a indolori scendienti, feminas generendi umanidadi, feminas de piedadi, addoloridas, feminas donendi vidas po nascimentus, feminas in pensamento avetendi, citias, feminas suffrendi scidas in cabizzalis deletto, feminas de rispetto dignitosas, feminas bellas, sposas a ogus de velludu, feminas di aggiudu in is momentus graisi, feminas che andai circhendi veri, feminas de vaneri d'ostau, de mossiai, feminas di averrai, de strompai consentidusu, feminas di averrai scidusu a notti intera cosendi, feminas che prangendi mi stringesi, commenti mio leisi, feminas chi basaisi, chi mi donaisi amori e fantasias, feminas ingelosias, verenosas, feminas marigosas che latte lua, feminas del sole stua, callentisi, coscias biancas, terridas, pintas, stancas, assuermadas, feminas chi debadas a regalai sa vida, feminas a carabulida, limpia che missa frisca, feminas terra de isca de arai e seminai, feminas de confortai, candu donai sa ditta uno pipiu, candu a suzzugu miu sincia concaisi, benedita siaisi, benedictas. Feminas bellas de dittas, amodis, longas, tostadas, feminas chi no sei storradas e chi no apuscaresciu, feminas chi eus minesciu dottu su de donai, donendi dottu, feminas chi eus connottu e conosceisi, feminas chi mi percurreisi in dogna vimpiridu, feminas a coruvridu, scitorau, feminas chi accostau mi vadei riniri, feminas che ne pistiri, spregungiasa, feminas rebugiasa, traitorasa, feminas impostoras, trapaceras, feminas banduleras, caminadas, feminas desesperadas, feminas de amai, te donai carinhos, feminas fadendi signos ingiolungadas, feminas invocadas a un santo, feminas de espanto in tottus humanidadi, feminas pos eternidadi, bobisus e poesias, feminas qui vadeis vivi, feminas mias, sistimus e ais amantis, i mama, o sorri, candu seis possa vida, o ponne morri. Brava! Non mi dire se cosa che ti suonava. E te che eri? Non che sono. Signore e signori, Clara Farina. Brava!
Adesso continuiamo con i premi e ci sono due sezioni speciali per il concorso di poesia. Uno è il premio Bulzi in rima, e uno è il premio Anglona. Quindi cominciamo con il premio Anglona. La poesia è Paesitudini, Giuseppe Tirotto. Leggo la motivazione. Perché paesitudine è la saudade dei tempi passati, è lo sguardo malinconico rivolto a un tempo in cui, nonostante la fatica, la gioia e la serenità nascevano dalla semplicità del vivere e del trascorrere insieme il tempo seduti sui gradini di casa. Paesitudine è anche la speranza riposta nel tempo presente, che troppo spesso non lascia spazio ai sentimenti, ma che continua a credere nella possibilità di ritrovare la semplicità e l'autenticità di un tempo senza rimpianti. Congratulazioni. Grazie a tutti, a chi ha organizzato il premio, alla giuria, al pubblico. Premio Anglona, io sono un anglonese, vengo da Castelsardo, per cui siamo in zona. E quindi con Bulzi abbiamo sempre avuto dei rapporti anche con le persone che anche prima, come Clara, ci conosciamo da un sacco di anni, anche perché ne abbiamo tanti di anni. Quindi quando viaggiavamo in pullman da studenti, il pullman partiva da Bulzi per Safasedine e poi a Castelsardo, quindi ci incontravamo. E poi con Bulzi ho avuto anche dei rapporti, diciamo così, culturali, nel senso che io facevo parte della consulta della lingua sarda in rappresentanza di Castelsardo e Bulzi era il comune capofila con il sindaco, il mio amico Vitto Farina, che oltre ad essere anche mio paesano, avendo sposato la moglie di Castelsardo, poi ho anche avuto altri rapporti con Vito, soprattutto sui campi da tennis. Era un avversario coriacissimo e abbiamo giocato sino al Covid. Lui sta continuando a giocare. E poi con Bulzi un altro progetto a cui ho partecipato proprio sul recupero della poesia sarda dell'Ottocento, un progetto organizzato dall'Unione dei Comuni dell'Anglona, condotto dall'Istituto Bellieni di Sassari, per cui avevamo recuperato tutta la poesia dell'Ottocento dialettale o in lingua sarda, e alla fine è venuto fuori anche un bel libro che sto parlando di una quindicina d'anni fa, che si può trovare facilmente, quindi ritrovare tutti i poeti dell'Anglona dell'Ottocento. Adesso ho parlato troppo e leggo la poesia. Paesitudini. Va, che lo tempo è solo un sentimento di cose arronzate. Da ci bessi la memoria, commente il pighi, una danca da messà. Torrano a nifra momenti difficili a comprovare un'altra volta. L'allegro rorrù dei carreri e zicchirri di piccini in bolo. Lo fresco baso delle seri, il paltù di tutti impari la calina di casa. Con la luna alta da mari e con la frina sirena di tagliali, che ne ha pensato mani, che ne ha pensato in porti della vita, ma solo a passarci la nottata. Certo, difficili, ma magari potrà tornare in altra forma, i suoni dei barauli bessi, lo sapore colorato degli iltii, lo profumo dei conti bigiati, frazzate all'imbrencio, sapente in calasci, i rimpianti, i balibaci non dati e paghissi lassati troppo impressa. Ma carri avranno a torrare pure chi si baltuti a pari commissa
su niente di casa cosa, che gradi chissà chi sulla deva, che ne manco chi indassi alla terra, un di barini e se nati solo pandassinni. No, non mi scedetti, da sede me lo sogno che pulpa di figa d'India tenta la sua curazza di trina. Un piccolo ricordo del premio Anglona, questo è questo. Grazie a tutti. Il premio Anglona è rivolto solo ed esclusivamente a poeti dell'Anglona, cioè poeti che hanno partecipato dai paesi dell'Anglona. Castelsardo rientra ovviamente in Anglona, come diceva Giuseppe. Invece il premio Bulzi in Rima è proprio un premio dedicato solo ai poeti di Bulzi e ai poeti che praticamente partecipano con le loro poesie e continuano ad arricchire il patrimonio di versi e di poeti e di poesia che nasce, come vi ho detto prima, dalla calzoleria negli anni 70-80 fino ad arrivare ai giorni nostri, perché questo progetto ha poi risvegliato un po' la vena poetica di alcuni giovani che hanno iniziato a scrivere e quindi ogni anno se ne aggiunge qualcuno nuovo, ecco, diciamo così. C'è sempre qualcuno che scrive e che mi manda qualcosa e insomma prova ad iniziare ed è già una cosa positiva secondo me. Il premio Bulzi in Rima va ad Anselmo Cavizza, che purtroppo mandiamo a lui e alla famiglia un applauso perché hanno subito un grave lutto. E quindi questa sera non potrà essere presente, però ci ha mandato l'audio della sua poesia letta da lui. Adesso io vi leggo la motivazione e poi Pietro fa partire l'audio. Perché con la sua poesia getta un ponte tra passato e presente nel ricordo di quei protagonisti più assidui del cenacolo poetico nato nella calzoleria di Antonio Cuveddu, custodi e testimoni di una tradizione poetica che continua a tramandarsi di generazione in generazione. Il loro esempio continua ancora oggi ad alimentare e mantenere viva la poesia bulzese, offrendo un contributo fondamentale che anno dopo anno arricchisce Bulzi in Rima. La poesia è Un euro pro una domo di Anselmo Cavizza. Un euro pro una domo. Varechina! Truttasa, pareddasa, lavioloso, concluso e coinzoloso. Dai me da tempus si potete dimandare a un'amministrazione cittadina una domo pro una sisina in biddasa de Sardegna a comporare. Domoso di ruttasa e abbandonatasa dae personas emigradas, mortas o isparidas, que eras e racconzadas. Sos comporadores sunu obligados a empleare muradores locales e sardos o materiales pro poder operare in custos logos. Azu e peru simula Cunanzone paesanu, Pische de Fricianu e Pumattasa, passende o vivende in saida mia, bendiolos e bandidores, bettaianas as bogues, avvisende sa popolazione de sa via. Dai lontanos continentes tenere gana de conoscere sa manera de vivere in terra sarda e poter assaporare sa bella vita paesana. Baliata de piusu, cando li fidi mancaro, a un emigrato piangente, su canto iscultende,
de Saida che hai abbandonato. Cariasa, Barcoccoso, Pessigese, Sindriasa, Melonese e Pira la Musina. Questo era il premio Bulsi che scelgo io, solo io, esclusivamente io, in qualità di organizzatore di Bulsi in Rima, ovviamente. Appunto perché vi ho detto prima che ogni anno arrivano qualche poeta nuovo. Mi hanno appena dato, poco prima di cominciare, una poesia, mi hanno chiesto di leggerla, ve la leggo io. Non sono bravo leggendo il sardo, però ci provo. Su Messadore, tutto d'accordo in su ristiu, straccos e su erados messende, trigo, avena e orzu, ma pensende a stasera, bulsesos in festa e allegria, Bulsi in Rima, saluta a tutto con affetto e allegria a Kentannos, Clara Farina e a Rolando Viana, che l'anno scorso è sempre stato con noi e quest'anno ho scelto una cosa diversa. Si firma su Messadore di Mereddu. Un applauso. Bene, iniziamo con le premiazioni dei primi 3 premi. Cominciamo con il terzo premio per la sezione in lingua italiana, Era un paese di Giovanna Maria Brundu. Leggiamo prima la motivazione. Intensa personificazione nella quale uomo e paese si fondono in un intimo dialogo tra cielo e terra. La delicatezza della poetessa evidenzia il contrasto cielo-terra in una lotta intima tra l'amore per la libertà del cielo e l'ancoraggio viscerale alla terra. Io è la prima volta che leggo in pubblico, quindi insomma, sono un po' emozionata. Era un paese lui, lo aveva sempre saputo, erano salde e profonde le sue radici, nessuna tempesta lo avrebbe mai abbattuto, era sempre lì, al solito posto, lì dove lo avevano messo, aveva visto nascere i suoi figli, li aveva visti crescere, maturare, cambiare, trasformarsi, li aveva visti danzare, cadere a terra, volare nel vento. Li aveva visti piangere, partire, qualcuno tornare, li aveva visti consumarsi, morire, smettere di esistere, ed era sempre rimasto lì. Era un paese lui, lo aveva sempre saputo, salde radici e sogni protesi verso il cielo. Lo amava il cielo, amava i suoi colori, le sue nuvole, la sua libertà. Lo amava, ma la terra era la sua casa. Questa è la testata. Grazie. Qua ci sono alcuni prodotti. Ok, grazie. Dovrebbe essere anche questo. Grazie. Grazie a tutti voi. Continuiamo con il terzo premio in lingua sarda, Froa Noa di Antonio Ignazio Garau. La motivazione si distingue da prosa maestria metrica des autore, che in pittendesa repentina tratta da un saviese e senso civile su dramma de salvidas chi murini, con un verso studiato a un irraiginas e speranzias pro su tempul venidore.
Froa Noa. Locus de socialidade, locus de socialidade, de relatas as insillas, dessa storia antiga filas, sian manas o víticas, sian poveras o ricas, funti vidas de Sardigna. Logo de socialidade, de relatas as insillas, dessa storia antiga filas, sian mannas o piticas, sian poveras o ricas, funti vita de Sardigna. Ma questa questione è digna de s'attento profungudo e con quanto de felluto da causa in considero, che a dolo umano è vero, meda funti sofferenza, in arrisco essa esistenza in is annos invenientis, per ragioni differenti se spesendo un lamento. Curpa su spopolamento, sa gente esti smenguendi, i famiglie son frendi sa serrada dei servizios, scola, bancas e uffizios e povinza su dottori, su donaio un dolori, agattai e traballoso. E poss'ultimo adioso de su requiem su canto, su vicario a Camposanto sa reusa de duandai. Torra fillus esta fai, basta de natalidade. Donna femmina in etadi deve essere incoraggiata a creare un'altra vita, a fare uno o due pippius, consuleno, seneagius, aiutata in suo traballo, per su dono, sa regalo fatto a sa comunità. Una vita, una città, scetti con sa proa noa, pode propassare sa proa, pode vincere sa scommessa. Annoendi sa pernissa chi a pedrio su colori e torrendi lucentori ai vita bella nostras. Ma ci volliti propostas, chi doni sa sicurezza, de arrivai a sa beccesa, in saluti e traballenti, e in pace, non timmendi, su macchimini dei guerras, chi trumbullan tutti sperras de su mondo di rioso, e studan spera e gozo in su tempo benidore. Grazie. Continuiamo con il secondo premio in lingua italiana, Non t'abbandono di Andrea Meleddu. Componimento di forte impatto emotivo che trasforma la memoria affettiva in un tributo alle proprie radici. Il registro linguistico e la metrica classica conferiscono eleganza e solennità al dialogo tra l'adulto che è ed il bambino che era. Buonasera a tutti. E un grazie a Manno a San Giulia per questo riconoscimento. Come mi saprei morta che dico una voce in italiano, poi mi conoscere come Gianni, Antonello, Giovanni, fino a Giuseppe. Io sono un poeta come Taisso, sono in Basardo. Però canno per approfittare questa occasione di questa sezione in lingua italiana, poi una volta non provare una volta nessuno. E ha scritto questo sonetto Non t'abbandono, che fu dato un vago in senso, in maniera metaforica di spopolamento che viveva su mascalmente sa zona nostra del centro Sardegna. Non t'abbandono. Risuona trepidante nel torpore. Nel più dolce sospiro mi raffiora la voce, che vision mi pare allora d'una mamma, e mi perdo in quel bagliore. Ma poi si muta in pianto di dolore, noto che nel suo triste dir s'accora, o figlio non lasciarmi, resta ancora,
in questo apricomanto di tepore. Mi destro il suo parlare ritrova fiato, e quale adulto pargolo ragiono nel rispondere, nel legno profumato. Tu mi cullasti e ne odo ancora il suono, col tuo dar poco tutto mi hai donato, piccola casa mia, non t'abbandono. Sorgono. Allora, secondo premio Lingua Sarda, Sulogudou Giangavino Vasco. La motivazione, sa poesia tocca su tema de salvidas chi da gente la sa pro travaglio o a ter motivo, ma sa tristesa de sa valteixa sa blanda cando d'ammentas, come te scrivia a Pavese, chi sa idda este in cue chi da isettada. Saluti a tutti e benappidos. Sono contento di poter presenziare in nome questo giro e torno grazie a Saggiuria che mi ha dato questa opportunità. E sul 2024 ho partecipato, mi hanno riconosciuto una menzione di onore, ma non che vi ho potuto essere per altri impegni. Dunque, ho la prima volta che entro a Bulsi e mi fa piacere. Grazie a tutti che amano questo premio, grazie a me. Sul luogo consapevole la prena degli speras, da Isaida tua sei spartito, bisante sa sandera desittate, in locos che ne date, disconnottos, un'identità ancora chircas, in passos e miradas che si perdono in su volare l'estro della gente. Sul luogo dove rilassato in tristura, sa donna, su corrale, sa carrera, sos che son bruscaros, sos amigos, sos cantos a tenore in sus silleri, sa vita e bandoleri in notte longas, coladas in descanso fino a tardi. E come chi è vircas? O vas andare a pedire soccorso? Troppo atteso che son sas prendas tuas. In salvias se rugan sas tristas soledades de sul mondo. Ma su ribaglio el bene e dignidade e con suore in chizzos ad alleare gesto sin crasto. Ma non rimenti che saída tua, ove podomos boidas, con muros que gostou in un jeito de vida e gente noa, che segue sono bine e torre il lugar a un escurigore, ove su tempos firmado a sus passos. Gracias. Grazie a lei. Adesso, prima dei primi premi, vi faccio aspettare ancora un po', perché intanto mi ero dimenticato una cosa: il premio Bulsi è questa statua qui, che è fatta da un'artista bulsese, la Donata, ed è praticamente una sua libera interpretazione di quel famoso guerriero di Bulsi che è stato ritrovato qui nelle campagne. Quindi l'artista si chiama Adamo Piana, lo ringraziamo per questo regalo e poi lo faremo avere al vincitore.
Volevo però, ancora prima dei primi premi, ringraziare veramente tutta la giuria che ci ha aiutato nella scelta difficile delle poesie, e quindi anche per loro abbiamo preparato un piccolo omaggio. Se la Valletta mi aiuta, Carmelana. Iniziamo con Fabio Mazzaro. Continuiamo con Stanislao Spezia. Guarda che c'è anche l'attestato. Eccolo qua, classico. Quando andasi in un astronomo dal devi comprare l'iPhone, Aspetta che c'è le cose che fanno ingrassare. Claro invece l'ha fatta bella, guarda, è andato via a te delle salsicole. Grazie a te. Maurizio Brianda. Da passare il citofono di stamattina una ventina. Bravo. Ci sono io sinceramente che Tiziana bene, grazie ancora. Invece Carmelana, tu hai un foglio. Ti ho dato un foglio. Sì, sì, con tutti quelli da ringraziare. E non ce l'ho io, l'ho dato a te. Ho dato tutto a te. Allora, prima dei premi, il concordo di Senere. Un tratto. Virna, virna, e vues, cori bella in che resta, miragli grave tempesta su minete en desanues miragli
cana e non Zaida est troppo lontana de verciasno due su campo saida est troppo Ci avviamo verso la conclusione con il primo premio in lingua italiana, Casa di mattoni crudi, di Manuela Orrù. Leggiamo la motivazione. Se è vero che il mondo diviene più complesso, è vero altrettanto che per affrontarlo bisogna ritornare alla semplicità e alle piccole cose che riempiono l'esistenza. Con una poesia misurata dal verso austero e dall'enjambement potente, Manuela Orrù ci ricorda che per edificare una casa, un paese, non serve solo il cemento, ma l'amore. Buonasera a tutti. Torno grazie a sa giuria per questo onore che mi ha donato e mi ha donato questo premio. De auguro come tanti di osatri scrivo in lingua sarda, però quest'volta da più scritta in italiano. Poeta, devo peggio di Serramanna. Serramanna è stata abita del suo Campidano, a Caidomus si vanti con sull'ardiri, noso in vita narrato sull'ardi, però in lingua sarda esti sull'ardiri. E il tè è sull'udu, impastato con s'acqua e savalla. E ahí ci domus fianta in vita, ormai noi vunti dottus a ruindindisi. Poi costa caro da tornare a fare, e sa gente preferirebbe da tornare a fare a noi, e no a assettai come ti vianta, cioè troppo di noi. Casa di mattoni crudi, ti ergevi, semplice, dignitosa e armonica, impastata nel fango, ma solida, robusta, contadina, come gli uomini che ti costruirono. Ma i figli di quegli uomini ti hanno abbandonato. La tua aia una foresta incolta, le tue fresche stanze, nido per piccioni, rifugio per ratti, porte e finestre come occhi spalancati, increduli. Non più pane, fieno, buoi. Nel sussurro antico delle voci, dei passi, dei corpi, attendi, sospesa nel tempo, il ritorno del fuoco nel tuo focolare. Un giorno di gennaio, sfinita dall'indifferenza, ti sei sdraiata,
rannicchiata in te stessa, per tornare in quella polvere divina che un desiderio d'amore umano aveva trasformato in casa. Grazie mille. Grazie. Il primo premio in lingua sarda, invece, è per la poesia Issa Crescet di Giovanni Villa. In principio vi sul verbo, iscria da Santo Giovanni. Noba mundu, si noba domines a lo rappresentare. Saidda no è solo domo, carreras e tirighinoso, è il s'animo de sa gente, chi resta via fino a quando resta via Salimba. Complimento. Zero buono a tutto. Dopo questa bella prattessone di poesia ha mancato un pacchetto in difficoltà che ha espreziato questa poesia mia mi rende onorabile questi ha inteso tutto poeta Armando, mastro di poesia e tanto tornando grazie alla sa giuria che ha organizzato questo concorso non posso che dedicare a Mattessi a servida nostra, che sono di Ruvenne, magari lui pruso a saziente chi muove da servida nostra, che sono disterrata, che ha visto mio bigliano che in queste ore travagliane e che a esse la dedico che su coro. E che su coro penso una cosa che mi pertocca te se ne dizicheso, che questa poesia i piaghi sicuramente ha studiato e Baccheri di Bannino. E Issa Crescet. Noi sapreta sarda vata domo, noi saprà antica che giuventu cola da toccheddare un momento, ma essa ocche tanno e de como. Essa ocche, sa che mama, chi galo minninna, canno sa notte si pesa dai somare, e su chile, chi non ha mai morto grama, la cara insieme fritta e sa domer mutta. Partimus, una punti susu, una punti in giosso, uno, in mesusu, a salsità dermannas, in uve son numenes, non tenen cara. Partimus, ma in dunzi coro, restat uno campanile, in dunzi campanile una ocche, in dunzi ocche una idda intera, e Issa Crescet. No in sos caminos, no in sas prazzas, no in sardomo stancatas, chi derruga in cara sole. Cresceti su connotto, cresceti salimba chi torra, ti sos contos chi caminan trull'estro de su vento. Apusti nos acatamos que isteddos espartinatos, supra su chelo de s'allargarías, largos, ma unitos. Ca una ida non muri, c'hanno parte in sorfizzos, murite via, c'hanno si perde sa ocche, Salimba. E sa ocche nostra cun regalo, dai cori coro, dai tempus a tempus, da ida a munno. Grazie. Bravo.
portare così che sono organizzando. A sanno chieni che all'arco sanno una carretta pure da non tassi. No, non razzare. Andrea. Sì, dammi un'altra. Guarda, All'arco sanno Sabino. Adesso chiudiamo con un ultimo pezzo del contratto di Seneghe, a cui poi devo dare un regalino. Sagarretta sus últimos. Allora, questi devono essere come ti gusto con tanta bella poesia, sia in lingua sarda, che sa lingua nostra, ma un bellissimo sentimento, insomma, se così italiana, così che sono andato ottava, dedicata a tutte le femmine, a sua maternità. E svuotava chi mantanava in tiesi, se aveste una, esattamente 20 chimbobiti si sanno fare. Lui scuchirebbe di scritta, però mi sta mente bracchia che mi sta parlando su cuore, quindi la dedica a tutte le femmine che punta si non per esempio e a tutti i scritti facenti. Quando una mamma amorosa si maschera, pro suo vizio, su sino si sfrutta. Però è bene lì nella canurutta, salite in bocca, limone canno casca. Un amore di lui che si imbrutta, un amore materno si invasca. L'unnina, l'utrumidi e l'uvasara si indeschida dell'uvesara e l'uvasara. Si salutava con due bareganti, si invito di Raimondo Vidas, questa canzone dove si parla usando, Sardegna mia che cara misese, sì sempre su un ballo antico, ballo zanzero se non sono lese. Sardegna mia cara misese, sì che sempre su un ballo antico, Sardegna mia cara. Si sempre su ballo zanzerosino sul norlese, marimberete, marimberete.
L'ultima carriola, un piccolo attestato di ringraziamento. Grazie. E faccio un po' di roba. Un po' di roba. Grazie mille. No, perché va bene, abbiamo finito. Grazie mille a tutti. Bravo Andrea! Bravo Andrea! Allora, non andatevene perché c'è un piccolo rinfresco offerto dalla Prorocco, ma volevo appunto prima, non l'abbiamo fatto, lo faccio adesso, ringraziare un po' tutte le biblioteche del sistema bibliotecario, Chiaramonti, Erola, Erru, Martis, Perfugas, Santa Maria e Tergu. Un grazie enorme e gigantesco alla Prorocco di Bulzi, al socio di Vallo Bulzesio, al comune di Bulzi, alla Prorocco di Erola, alla Prorocco di Laerru, alla Prorocco di Santa Maria Covinas e all'Unione dei Comuni. E poi abbiamo tutta una serie di attività locali che ci hanno aiutato a fare questi cesti di cose che ringraziamo. E sono l'albergo ristorante Nuovo Limbara di Berchidda, Adamo, lo scultore di Bulzi, la casa estate di Alberto Curis, Valle Doria, Andrea Zallo, vendita, installazione e assistenza a stufe a pellet, farmacia Fraddi, Sedini Bulzi, Pier Lorenzo Capula, infissi e serramenti in alluminio a Castelsardo, aria energetica di Mauro Lupino a Castelsardo, enoteca M3 di Malocco Eliana a Castelsardo, autofficina meccatronica Fratelli Oppo Nulvi, Sardinia Guest Bulzi, Tecnoea di Mario Pala a Sedini, Piquadra Intonaci Bulzi, Panifici Piga Bulzi, Gustos Antigos Bulzi, Rossini di Laerru, Il Vento Castelsardo, ristorante pizzeria Ampurias Castelsardo, Cicco Bar Bulzi, Ilari Market Bulzi, Cantina Gianluigi De Addis, Sedini Bulzi, Green Farm Perfugas, Grafiche SG Perfugas. Penso di non aver dimenticato nessuno. A un anno e mezzo.